Corrían los primeros años de la década del 60 del siglo pasado cuando se comienza a hablar de universidad en Udine. El 27 de noviembre de 1967 viene formalmente instituido el Consorcio para la Constitución y el Desarrollo de los Estudios Universitarios en Udine, con sede en un primer momento en el Palacio Antonini, del cual es propietario. Luego viene el edificio situado en la calle Mántica, donde son socios del consorcio el municipio, la provincia, la Cámara de Comercio y la Caja de Ahorro de Udine. La necesidad de dar respuesta al requerimiento formativo de alta calidad por parte de los jóvenes friulanos está presente en toda la población que se autoconvoca y ocupa la plaza para dar lugar a su reclamo, con el apoyo de la Iglesia friulana. Partiendo de este apoyo, el arzobispo Monseñor Alfredo Battisti, a quien la universidad en el año 2008 ha dado la laurea honoris causa en la ocasión de su 30 aniversario. Che un vescovo partecipi al suo popolo per una università che è così richiesta perché i giovani friulani non siano costretti a emigrare per studiare come sono stati costretti per lavorare, credo che un vescovo non va fuori di quella che è la sua attività e la sua missione. El terremoto de 1976 es la fuente de la destrucción y la desesperación de un pueblo, pero que se convierte en oportunidad para relanzar una batalla para la institucionalización de la universidad. Pero el camino de las realizaciones recién comienza. La reunión de las firmas para la propuesta de la Ley de Iniciativa Popular para la institución de la universidad en el Friuli se desarrollará hasta dentro de los gazebos. En 1977, gracias a la visión de la entera clase política de aquella época, la primera ley, luego del terremoto, es la de creación de la universidad. Luego, finalmente, el decreto número 102, emanado a la Presidencia de la República el 6 de marzo de 1978, exactamente 35 años atrás, da inicio la Universidad de los Estudios de Udine. La historia que llevó al nacimiento de nuestra Universidad Friulana hoy viene recordada como una epopeya símbolo de la lucha del profesor Tarcisio Petracco. L'idea di battermi per l'Università Friulana mi è venuta in Canada durante il periodo di emigrante. Io ho fatto 6 anni l'emigrante in Canada, notavo che la colonia italiana in generale, quindi anche i friulani, rappresentavano il livello di istruzione più basso, rappresentavano l'umanità con il livello di istruzione più basso di tutti. Erano i primi ad essere licenziati alla fine di stagione, gli ultimi ad essere assunti all'inizio, all'apertura della stagione. Ma l'umiliazione che subiva quella gente, la quale si qualificava con il suo stesso portamento, non appena si presentava, veniva giudicata quasi, potrei dire, fotografandola veniva giudicata. Faceva a me pensare che era delittuoso, che era stato delittuoso da parte dello Stato lasciarli andare così allo sbaraglio. Junto a Tarcisio Petracco estuvieron a su lado ciudadanos, intelectuales, sacerdotes y sobre todo tanto jóvenes. Abbiamo partecipato alla raccolta delle 125.000 firme raccolte qua in Friuli per la proposta di legge popolare sulla università completa che dovrebbe essere istituita a Udine. Purtroppo il valore di queste firme non è stato preso in considerazione né dai politici locali e dal governo di Roma, e questo ci dispiace maggiormente perché esprime la volontà proprio di un popolo che crede in questo strumento di cultura e viene adesso, soprattutto dopo il terremoto, a limitarci come fatto di ricostruzione. Questa richiesta dell'Università Udine non deve essere considerata, come ritengono molti, soltanto un fatto di mero campanilismo, ma è una richiesta che prescinde da dati ben precisi. Si pensi infatti alla popolazione friulana, circa 945.000 abitanti, che è priva di università.
E invece l'Università Udine c'è, e per me che abito qui significa studiare in una delle migliori facoltà di medicina d'Italia nella mia città. Sono uno studente di economia, vengo dalla provincia di Treviso e per me studiare qui a Udine è un po' come studiare a casa. Anche io sono fuori sede e l'Università di Udine con i suoi servizi è a dimensione di studente.